Amici del tubo, bentornati. Dopo pranzo siamo sempre più tranquilli, sereni, parliamo con calma, speriamo che non ci venga l'abbiocco, quindi caffettino. Allora, non sono nel mio tugurio dello studio, il mio tugurio del garage, ma oggi sono a casa perché devo presentarvi una cosa. Interphone di marca Moman. Poca spesa, grande resa. Perché? Ve lo dico subito, con 90-80 euro voi avete due interfoni. Con lo sconto che vi metto anche in descrizione, c'è il link per acquistarlo, è uno sconto da applicare prima di pagarlo, mi raccomando. Avete un piccolo sconto che arriva a pagarlo sugli 80 euro. Due interfoni. Quindi partiamo subito con l'unboxing, però prima due parole su questa azienda qua. Moman, che significa momento, è un'azienda nata nel 2017 principalmente nel mondo della fotografia. Il loro primo prodotto è stato un trepiede. Nel 2019, ho anche gli appunti se mi dimentico, nel 2019 hanno creato la prima luce per fare i video. Nel 2021 sono partiti poi con una batteria importante, professionale per le videocamere, e poi si sono buttati anche nel mondo dell'interphone. Questo interphone qui è l'H2 che si può prendere o singolo o a coppia. Partiamo con l'unboxing. Allora, la scatola molto minimale, bianca, si presenta benissimo, ok, dentro alla plastica che ora andremo ad aprire. Questo mi è arrivato un attimo prima per partire per il Piemonte. Sarebbe stato bellissimo, infatti gliel'ho detto all'azienda, se mi chiamavate, avvisavate prima, io facevo sto video prima, lo montavo e facevo una bellissima prova tecnica lì. Voilà, oh, eccoli qua, senza farli cadere, 1 e 2. Dalla scatola già vediamo comunque la loro forma, ok? Non è quindi piccolissimo, è la grandezza standard di un interphone. Di colore black, ricordiamo che sono 4 i colori che si possono scegliere, e dalle informazioni già che ci sono qui sulla scatola si capisce già tutte le parti principali di questi interfoni. Allora, qua dice che ha una distanza di 1000 metri tra un interfono e l'altra. Nel sito è 8, quindi 800 metri, 1000 metri, poi dipende com'è l'ambientazione attorno a noi, comunque non è 10-20 metri come il mio, fino a 500-600 metri dovrebbe sentirsi benissimo. Poi cosa importante, waterproof, giusto assistente? Esatto, cioè è come le macchine fotografiche tropicalizzate, e quindi può stare anche sotto all'acqua. Ha una batteria da 900 mAh e vi dico già tutte le informazioni, può funzionare costantemente per 20 ore e rimanere inattivo con una singola carica per 300 ore. Proveremo. Ha una tecnologia di riduzione del rumore, DSP e CVC, ok? Poi ha la radio FM, puoi modificare il volume, con delle levette che poi andiamo a vedere. Utilizza la tecnologia wireless 5.0, puoi ascoltare streaming, musica in streaming, riagganciare, chiamate vocali, rifiutare le chiamate. Ecco, le loro funzionalità ve l'ho detto, adesso andiamo a vedere questo prodotto. Allora, si apre la scatola, loro sono qua dentro, e qua dentro tutte le opzioni. Intanto andiamo subito a vedere questo. Oh! Allora, si presenta molto solido, una plastica dura, una superficie al tatto piacevole. Questa è la leva, come vi dicevo, che può andare su e giù e serve per cambiare sia alzare e abbassare il volume, che, se ho capito bene, per cambiare stazioni. Adesso andiamo a vedere le opzioni. C'è un solo pulsante, eccolo qua, e mi piace proprio per questo, perché ha un pulsante, due leve qua, questo è un altro pulsante, andremo a vedere che cosa serve. E poi per caricare, esatto, ha due entrate USB. Ora andiamo a capire perché. Due USB-C. Ve lo dico subito, questo mi piace un po' più del mio, perché? Perché il mio sarà una lineetta molto sottile, una cosa molto minimale, però per caricarlo bisognava prendere il casco, portarlo in hotel, portarlo a casa, perché il cavo USB-C, quello vecchio semplice, per caricarlo è attaccato. Quindi bisognava portarsi sempre via il casco. Adesso in viaggio, quando si va a casa, si può lasciare la moto giù, staccare direttamente l'interfono, metterselo in tasca un po' come tutto e portarlo in hotel a casa e metterlo in carica. Questo per me è molto 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 più comodo. Quindi interfono, eccoli qua. Poi che cosa abbiamo qua? Qui abbiamo gli attacchi
biadesivi per attaccare sia le cuffie che il microfono. E poi eccoli qua i microfoni. Allora ce ne sono due, perché ovviamente sono due interfoni, una coppia qua, una qui, e poi abbiamo un cavo di ricarica in un interfono, un cavo di ricarica e poi i clip per attaccarli al casco. Allora, come ho già visto in una vecchia recensione, vecchia di qualche settimana fa, di un altro su YouTube, il contro qui è che l'unico microfono che c'è in questo interphone è quello con il braccetto, ok? Per i caschi jet. Loro dicono che questo va bene per tutto, integrali, jet o semi integrali come il mio che si può aprire e chiudere. Però per gli integrali molti preferiscono avere quello a filetto che si attacca nel casco, vicino alla bocca, e non questo qua invece a braccetto. Io ho sempre usato in verità questo, mi trovo meglio anche perché è bello grosso, è bello solido. Sì, gli auricolari sono più piatti dei miei, ma sono molto più larghi, infatti dicono che dovrebbero sentirsi molto meglio. Proverò anche ad attaccarlo. Allora, e quindi con il braccetto c'è un ricambio no, non c'è un ricambio di questa spugna, peccato, perché già nel mio dovevo cambiarlo. Per quanto riguarda gli attacchi, sono i tipici attacchi degli interfoni, quindi o a clip, quindi si incastra tra la parte esterna e interna del casco e poi l'interphone si va ad agganciare, giusto? Oppure con un bioadesivo, poi si appiccica al di sopra questo e si va a agganciare il nostro interphone. E il cavo di ricarica. Un'altra cosa che mi sono chiesto, vediamo se pensano a noi poveri italiani, le istruzioni. Sì, direte, ah ma cioè dai, l'inglese ormai le masticano tutti. Ragazzi, non è così, perché io sono un ignorante, uno di quelli che l'inglese non lo mastica bene. E quindi ogni volta che trovo cose così, che c'è scritto tutto in inglese, io devo andare a tradurre con Google. Quindi non ci sono istruzioni in italiano, peccato. Comunque montarlo è semplice, non per tutti, ma alla fine ragazzi basta aprire il casco, smontarlo tutto, così magari lo si pulisce, agganciare le cose, ora provo a vedere se riesco a farvelo vedere, e mettere tutto, attaccare i pezzi che sono 2 o 3 cose da attaccare, richiudere tutto e il casco è pronto. Il discorso che volevo capire bene invece è come funzionava i tasti e tutto, quindi via di traduzione. Ecco, allora, questo come da informazione dovrebbe essere un buon interfono e vi ripeto, ce ne sono interfoni che costano 3-4 volte molto di più. Sono andato proprio prima a vedere per andare a farmi a capire, cioè ci sono veramente che costano veramente 4-5 volte questi qua, perché se con 90 euro te ne compri due, vabbè. Quindi è poca spesa e spero grande resa, perché dipende sempre di cosa hai bisogno te. Io, come il telefono, io lo uso per telefonare, messaggi e stare sui social, nient'altro, ogni tanto per pagare, si sa. Questo qua io lo vedo principalmente per rispondere al telefono, neanche lo utilizzo per ascoltare Google o Osman quando lo uso come navigatore, perché io guardo senza ascoltare di andare a destra o a sinistra, mi basta guardare dove devo andare. Mi ha risposto Google di casa. E parlare con Elena dietro quando ci facciamo i giretti, oppure se capiterà un giorno andare via con qualche mio amico che ce l'ha, poter parlarsi. È la cosa. Oppure ascoltare musica. Molti non apprezzano gli interfoni perché molti dicono magari gli unici momenti che posso chiudermi dal mondo e stare con me, la mia moto e farmi un giro, l'interfono è qualcuno che mi chiama e mi viene l'ansia. Però secondo me poi si può anche tenere spento, però 2 è una sicurezza in più, perché se hai bisogno tu con un click del dito col telefono in tasca puoi rispondere, chiamare. Una volta ho preso un lavoro solo grazie all'interfono, perché ero in giro in moto, stavo andando verso Verona al Monte Baldo, c'è il video su YouTube. Se non avessi risposto magari quel lavoro non l'avrei preso, e quindi è stato buono. Molte persone che erano venuti con me in Piemonte e anche comunque in generale non hanno l'interfono, quindi ragazzi io vi consiglio, senza andare a spendere troppo, anche magari non una coppia di 2 ma una coppia di 1, questo secondo me è perfetto. Una coppia, l'assistente mi dice una coppia sono 2, quindi o una coppia oppure solo uno, giustamente. Vi consiglio di comprarlo perché poca spesa, grande resa, vi ripeto, ascoltate musica, non ascoltate musica, potete rispondere, potete mettere giù la chiamata, potete ascoltare il navigatore
e potete parlare con il passeggero o con un vostro amico con cui andate in moto. Ecco, unboxing fatto, ora provo a montarlo, vi faccio vedere anche il video del montaggio e poi studiamo le istruzioni in inglese. Quanto sono ignorante. Caffè. Ok, partiamo prima dal casco. Intanto ho avuto la possibilità un attimo di studiarlo. Questo ha clip, ok, che va inserito e fissato nella parte dei caschi qua. Però ho provato nel mio, non mi piace tanto perché viene fuori un po' troppo e anche giù, non mi piace. Preferisco optare invece sul biadesivo che si attacca nella clip, ok, per il nostro interfono, e tranquillamente questo lo andiamo ad attaccare. Io preferivo metterlo qua a sinistra, dove c'è già, nello Scorpion c'è già l'attacco per quello Scorpion, però è un altro interfono, preferisco usare questo, lo attaccherò qui. Attaccandolo qui col biadesivo si potrà mettere e togliere quando si vuole, vedete, l'interfono in questo modo. Vediamo se faccio giusto. Basta infilarlo, zoom, sentite clic, voilà, ed è messo su. Per tirarlo via si deve spingere in avanti e viene via, voilà. Quindi a incastro, perfetto, semplice, quindi lo attaccherò qui. Dopo aver attaccato questo provvederò a inserire le cuffie e il microfono. Allora, io nel mio casco all'interno, come vedete, già smontato, avevo già inserito, vediamo se si vede, una piccola pausa per chiedere alla mia assistente come si chiama questo materiale? Il velcro, ok? Il velcro qua sulle orecchie, qua e qua c'è già, perché alla fine sono tutti uguali di quelli interfono, quindi userò questi qua. Prenderò queste cuffie, gliele attacco qui e qui, il filo tra un auricolare e l'altro lo farò passare dietro qui, magari lo fisserò anche con un po' di scotch, perché tanto qua sopra dopo ci va tutta la fodera morbida del nostro casco protettiva. Il microfono lo attaccherò nella parte sinistra e uscirà fuori, in modo che potrò anche andarlo a chiudere. La cosa bella è che ha già la forma di dove si deve incastrare. Voilà. Ok. Adesso basta togliere questa pellicola qua e incastrarlo dove vogliamo. Io lo metto qua esattamente dove si dovrebbe mettere quello Scorpion. Qua, a questa altezza. I biadesivi tengono tantissimo. Attaccato. Ora basta prendere l'interfono, lo si fa fila a fila. Voilà. Sembro quasi uno serio adesso. Voilà. Per toglierlo si spinge indietro, in su, no, si spinge indietro e si tira su, voilà. Sapete cosa ho scoperto solo adesso che l'ho attaccato? Che non è un intero biadesivo che si attacca al casco e al nostro clip. A metà sono due velcri, ok? Quindi tu lo puoi togliere, eccolo qua. Vedete? Il biadesivo rimane qua col velcro, qua rimane il biadesivo col velcro e lo puoi attaccare e staccare quando vuoi. Meraviglioso. Voilà. La domanda adesso è, siccome non è più un biadesivo che lo tiene, con il velcro si mantiene? Con pioggia e tutto, col tempo, sabbia? Col clip sei sicuro perché lo fissi? Col velcro, boh, proveremo. Il tempo ci darà info. Ok, non so se riesco a farvelo vedere. Prima parte messo, l'interfono inserito, ho capito cosa servono quei due entrate USB-C, uno è per la ricarica dietro, quello sotto invece serve per attaccare infatti il microfono, il cavo che si porta all'interno e dopo qui incastrerò bene i fili e metterò una cuffia qui, l'altra di lato e il microfono di lato qui, così verrà fuori davanti alla bocca poi. Amici del tubo, ci siamo. Allora, la cosa bella di questo casco Scorpion è che avendo già l'impostazione per mettere il suo interfono, ok, nella parte dietro del collo qui sotto c'è una scatoletta che si apre dove si dovrebbe mettere la batteria dell'interfono dello Scorpion. Qui invece cosa ho inserito? Se lo apri dentro è vuoto, quindi sono andato a metterci tutti i fili, vedete, tutti i fili che lunghi da una cuffia all'altra, li ho messi qua dentro. Da qui poi uscirà, vedete, questo che lo inserirò all'altezza della guancia. Ora metto la parte protettiva, quella soffice del casco, ok, quella che sono andato a lavare, e come ultima cosa andrò a agganciare il microfono.
ultimo giro, vedete, tolgo questi, allora, uno a sinistra, giù per di qua, vabbè, se non si riusciva, se non si ha una scatoletta si può tranquillamente metterlo qua sulla parte dietro sopra del casco e magari con un piccolo scotch di carta tenerli fermi là o quelli da elettricista. Ragazzi, ho faticato un po' perché con sto casco rimontare tutta la parte qui è stato un po' complicato, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, montato. Quindi dopo aver impostato gli auricolari e il microfono, ho rimontato, qua è un po' aperto, no? Ho rimontato la parte interna e il microfono che spunta, però questo è ideale per poter anche chiudere, come vedete, il casco e averlo qua davanti, non dà fastidio, basta trovare il giusto spazio, il giusto punto dove farlo. Quindi si mette, io ce l'ho qui, l'interfono è qui, ora lo studiamo, chiudo e in estate sono tranquillo così, se piove inverno chiudo, voilà, e ce l'ho qui, magari lo vado a sistemare sempre un po' con la mano, ma ce l'ho. Ok, perfetto. Andiamo a vedere un po' le istruzioni e come funziona. Allora, amici del tubo, è comodo, è qui, lo stacchi, lo puoi andare a caricare a casa lasciando il casco dove vuoi, il microfono bello, solido, più bello di quello mio, anche la gommina qui che protegge è bella dura. L'audio si sente benissimo, i comandi sono piacevoli, semplici, perché per accenderlo basta cliccare il tasto qui tenendo cliccato sopra per 2 secondi. Se si clicca poi un'altra volta si mette subito in connessione con l'altro, cliccandoci anche l'altro, o col telefono. Poi i tasti principali è questo qua principale in mezzo. Se qualcuno ti chiama, clicchi una volta, rispondi, tieni cliccato, clicchi 2 volte, ora non mi ricordo più, metti giù e poi questa levella che va su e giù qua insieme a questo hanno più o meno la stessa funzione, infatti se tiri su questa qua, se giri, va su anche la levetta dietro. Serve per, se tieni cliccato tanto, alzi il volume o abbassi il volume, se invece dai un colpetto su e un colpetto giù, vai avanti di traccia o indietro di una traccia, se sei in radio, ma puoi ascoltare anche Spotify dal telefono e anche parlare e ascoltare il telefono come Siri. Però una cosa che non sono ancora riuscito è direttamente con un tasto, parlando dal microfono col telefono in tasca o montato davanti alla moto usato come navigatore, come poter parlare direttamente con Siri. Questa è una cosa che non mi convince. Ora provo a sentire il fornitore Moman se c'è una cosa che mi sfugge per parlare direttamente con Siri dal microfono. L'unico modo è avere il telefono davanti come navigatore, come faccio sempre, mentre guidi avvicinarsi un attimo e dire ehi Siri, così a quel punto lo senti e ci puoi parlare. Però non puoi neanche decidere magari di disattivarlo un attimo con il tasto dell'interfono. Però non puoi neanche telefonare, perché se vuoi telefonare, puoi telefonare l'ultimo numero chiamato, cliccando mi sembra cliccando 2 volte il tasto velocemente, il tasto di on off, però non puoi dirgli ehi Siri telefonami casa, ehi Siri telefonami qualcuno, anche perché il telefono non ce l'hai in mano, devi farlo direttamente dall'interfono. Devo chiedere a Moman se è un'opzione che si può fare. Ecco, in conclusione, come ho accennato in questa parte di video, per la sua funzione è studiato perfettamente, perché è studiato per 2 motociclisti o motociclista e passeggero, per viaggiare, girare, farsi un giro, parlare tra di loro e rispondere se qualcuno ci chiama, oppure in un lungo viaggio ascoltarsi la musica. Poca spesa, grande resa. È studiato appunto, come vi ho detto, per chi non ha bisogno di dover per forza telefonare, ascoltare messaggi, chiedere a Siri delle cose che io faccio principalmente. Se siete persone che vogliono staccare dalla vita e tutto e avere comunque un interfono per ascoltarsi la musica, per farsi un giro o andare con un amico o un passeggero dietro, ve lo ripeto, per parlare, va benissimo, o ascoltare anche il navigatore, va benissimo. Poi per chiamare ci si può fermare, prendere il telefono in mano, fare la chiamata e comunque è connesso. Io ho testato il fatto che avendo sempre il telefonino davanti sopra il contachilometri,
per guardare il navigatore, mentre guido, se io mi avvicino al telefono e parlo con Siri, mi risponde nelle cuffie dell'interfono e posso parlarci col microfono. Però non c'è l'opzione di disattivarlo quando vuoi, mentre parla, perché magari gli chiedi le notifiche e ti dice 10 minuti di notifiche tra Instagram, Facebook, queste robe qua, e se hai bisogno di staccarlo non puoi staccarlo. Quindi diciamo che per me no, perché ho bisogno di parlare, di avere Siri e il telefono sempre a disposizione per qualsiasi cosa. Anche mandare messaggi. Io spesso chiamo Siri per dirgli manda messaggio a, l'ho detto, e manda messaggio mentre guido. Cioè è fondamentale per me avere questa possibilità, questa opzione. Anche ascoltare i messaggi che mi arrivano e chiedere anche le notifiche mentre sono in giro, quando mi annoio vai 4, 500, 600 km, molte volte mi piace sentire nei social cosa succede. Quindi è un ottimo interphone pensato proprio per quello, per il prezzo e per le opzioni di interfono che ti dà, perché parlare con l'altro a 6, 5, 800 metri di distanza o la moto o il tuo passeggero è perfetto. L'audio e le cuffie, la riduzione del rumore sono perfetti. L'unica cosa che per me è limitato e giustifica anche il prezzo, forse è questo che non ha la possibilità di parlare, chiudere e tenere attivo l'assistente che sia Google o Siri, quello che è. Ecco, rimane comunque un buon interfono. E non penso che lo utilizzerò un pochino per provarlo, vedere come e utilizzarlo un pochino, ma rimarrò col mio. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi ho spiegato anche un pochino come si monta un interfono, che alla fine più o meno sono tutti così uguali. Ci vediamo al prossimo video e grazie per avermi seguito fino a qui. Ciao!